Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Seconda giornata di Serie B-Win allo stadio Ezio Shida di Crotone si affrontano i padroni di casa allenati dal tecnico Menichini e il Padova guidato in panchina da Calori. Entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato dopo i 2 pareggi nelle rispettive gare inaugurali. Padova che oltre a Italiano infortunato deve rinunciare a Dinardo e Succi per febbre. In attacco a far coppia con Soncin c'è il giovane Mbakogu, nigeriano classe 92. Il Crotone sulla sinistra lancia Ayman Napoli, ex primavera dell'Inter. Arbitra il signor Merchiori di Ferrara. La prima occasione è del Padova, quando al minuto 8 Soncin si libera bene in area, ma è fermato in uscita tempestiva dal portiere dei padroni di casa Concetti. Subito vivace il 31enne attaccante di Vigevano. Poco dopo, al 13esimo, risponde il Crotone, con De Giorgio che si fa trovare puntuale all'appuntamento col traversone bellissimo dalla sinistra di Ayman Napoli. Si dispera il numero 7, che trova la giusta coordinazione, ma non la mira per battere Agliardi. Al 15esimo i padroni di casa insistono e concretizzano la pressione con la serpentina di Cutolo, che in area è abbattuto da Renzetti e calcio di rigore. La finta e la controfinta dello scatenato mancino e lo sgambetto del difensore del Padova. Dagli 11 metri si presenta Ginestra, che indovina l'angolo basso e realizza l'1-0. Torna a segnare in campionato il bomber 31enne arrivato a gennaio a Crotone. Nulla da fare per Agliardi, che intuisce ma non può proprio arrivarci. E così il Crotone si sblocca in campionato e segna la prima rete in questa stagione, dopo lo 0-0 della prima giornata. Al 26esimo di nuovo Cutolo protagonista, ma il suo calcio piazzato da buona posizione non trova lo specchio della porta. Irresistibile in questo inizio il peperino dei padroni di casa. Il Padova si scuote al minuto 34 con il destro di Mbakogu dal limite che impegna Concetti in 2 tempi. Primo guizzo per il non ancora 18enne attaccante nigeriano. Nella ripresa il Padova inserisce El Shaarawy e sembra replicare il buon avvio del primo tempo, quando su una lunga rimessa laterale la girata del solito Soncin finisce fuori di poco. Il numero 99 non inquadra la porta nonostante il bel movimento a centro area. Al 50esimo occasione d'oro per il Crotone su corner, quando Beati si impappina a 2 passi dalla porta. Il numero 6 non trova la conclusione da posizione favorevole nell'area piccola. Tra il 52esimo e il 54esimo doppia chance per il Crotone. Prima Cutolo impegna con una bella parata Agliardi. È attento il 27enne portiere nato a Brescia. Poi Abruzzese, in spaccata, non trova il tap-in vincente da 2 passi. Si dispera, era liberissimo il difensore numero 36 nel cuore dell'area, ma manca il 2-0. Al 60esimo si rivede il Padova con un destro insidioso di Vincente. Concetti si salva in angolo. La conclusione sporca del numero 5 dei Veneti riaccende la gara. Al 69esimo grande giocata di Parfait, che da lontano costringe Agliardi al colpo di Reni sotto la traversa. Pazza idea dalla distanza del 20enne giocatore nato in Camerun. Quando il match è agli sgoccioli rispunta il Padova. Al 90esimo Legati è scatenato sulla corsia destra, mette a centro area un pallone invitante su cui Rabito arriva prima di tutti. È il pareggio inaspettato del Padova col neo entrato. Il recupero scivola via senza occasioni e finisce così 1-1 allo stadio Ezio Shida tra Crotone e Padova.